Questa mattina alle 5:18 mi è suonato l'allarme nel telefono e sono nuovamente, per la terza volta, nell'arco di qualche mese, rientrati nel mio negozio a rubare. Da novembre ad oggi la sua attività ha subito una spaccata al mese. Dopo l'ennesima razzia di questa mattina è quanto denuncia la stessa titolare del salone di estetica. Il fondo cassa, 50 euro, niente. I danni però della porta, come al solito, sono ingenti. Spaccata nella notte qui al centro estetico del Viale San Marco a Mestre, dove i ladri si sono impossessati del fondo cassa provocando diversi danni all'istituto, e poco prima al Civico 148 una tentata spaccata al negozio di parrucchiera. Qui però qualcuno o qualcosa deve aver disturbato il o i banditi che si sono diretti al vicino Civico 146 dall'estetista, appunto, dove hanno provocato diversi danni sia alla porta che alla vetrina d'ingresso, riuscendo, come detto, a scardinarle entrando indisturbati. Insomma, l'allarme funziona sì, ma non come deterrente. Assolutamente no, perché qui ormai in questa Mestre è lecito tutto, si ruba, si rompono le vetrate dei negozi, si aprono le porte, tanto ormai si sa che si esce tranquillamente indenni, no, da questo, paghiamo noi. Mestre città oramai alla deriva è in mano a banditi e delinquenti per i quali il giorno, al pari della notte, non rappresenta un ostacolo per le loro attività criminali, lo sfogo dell'estetista. Dicono che ci sono controlli, i comitati fanno esattamente come fa il nostro governo, parlano e nessuno fa più niente,